Buongiorno a tutti, è la trasmissione di informazione per Furlan di Telemare. La comunità d'Arcidiocesi di Gorizia, via per l'ultima settimana, ha dato il benvenuto al signor arcivescovo, Monsignor Carlo Roberto Maria Radaelli. La messa da Basilica Maria di Aquilea e poi dopo la funzione da Cattedrale da Città sono stati due momenti di preghiera, una vora sintus, durante il vescovo ha salutato le reliquie dei martars, ricevendo il pastorale dei Stati provinciali, una opera di arte regalata da Imperadora Maria Teresa di Habsburg al primo vescovo di Gorizia Carlo Michele di Attems. Con gran piacere per tutta la comunità, il nuovo pastore di formazione ambrosiana ha voluto salutare la comunità dopo tutte le lingue della diocesi, l'antindevant la tradizione originale della Iglesia Gorizana. Di più bandi, commentatori dal mondo Furlan si sono augurati il sanamento da disparità in frilus del Sloven e quel del Furlan da diocesi, per tornare a fare di Gorizia un feral di convivenza e di esempi per tutto il Friul cristiano e non donne. Vi dico allora la registrazione dei primi paraulis furlanis del nuovo arcivescovo gorizano. Vuoi mandare un saluto particolare a cui è che favela Furlan e a riconoscere i solidrissi in questa cultura secolare. Che il Signore non aiuti a fare mut, che le identità di Kenti a sedi una ricetta per tutti e a fare in biela la sua novizia, la Iglesia di Gorizia. Venerdì 19 sabato dai 20 stas, più di 500 studenti si sono stati a Odim per il festival Languages Meet Sport, mettuto in vora da Leader Comunicare Interculture con la collaborazione dall'Agenzia Regionale per la Lingua Furlana. La manifestazione ha acclamato 11 rappresentanti del sport le asse al loro territori come Udinese e Arsenal per il ballon o i ciclisti basques da Fondazione Euskadi. Ma altri esponenti sono arrivati senza dal Sud Tirol, da Frisia, da Irlanda e dal Galles. Il programma era organizzato in 4 laboratori, durante i giovani hanno sperimentato le am fra movimento e linguis. Per esempio, facendo un rap insieme al famoso DJ Tubet o esaminando il famoso haka dal rugby neozelandese. Altri interventi sono stati che dal presidente da Udinese Franco Soldati, che ha favelato da Udinese tanto che squadra europeana che interpreta lingua e cultura del territorio. Da spo di lui Marta Stocker, vicepresidente dell'Unione Federale delle Nazionalità Europeanis e che è anche assessora alla regione autonoma del Trentin Sud Tirol, che ha contato l'esperienza di Europeada, un torneo di ballon di lingue minoritarie europeanis. Con di più è intervenuto anche William Cisilino, presidente da Arlef, favelando dal caso della lingua furlana, strumenti e azioni per socializzazione da identità. Dopo di lui anche Martin Maver, da Unione Associazioni Sportive Slovenis, che ha favelato di cori, saltà e tirà, che di no si fa senza per sloveni. E con di più anche Myron Priest Jones, dal Network per promuovere le diversità linguistiche, e per finire Peter Beers, della Commissione Europea, che l'ha favelato dal programma Lifelong Learning per prodelare le lingue regionali e minoritari. All'estate fatto buon un accordo fra il comune di Gorizia, il comune di Sciempetro Vertoiba e la provincia, per mettere insieme un così chiamato museo sparnissat del Novecento. Questo progetto porterà all'installazione di cartei in votare di qua e di là dal confine, con spiegazioni storiche e fotografie sugli eventi che hanno cambiato la musica da città del secolo passato. I panei saranno in 3 lingue, italiano, sloveno e inglese. L'iniziativa di Comune de Nantes sarà talismans dell'associazione 4704 e da clapa da rivista Isonzo Socia. Speriamo che qualcuno di questi clappi si visianza da Marilenga per poter dare ai turisti un'idea completa di quali sono gli animi sgurisanis. Cambiato argomento, l'Università da Tiersetat Uni3 di Cormons ha creato i corsi per l'anno accademico 2012-2013. Sono tante le aree di studi che si possono insieme, fra materie scientifiche e umanistiche. Si va da storia alla letteratura, alla biologia, agli slang, passando per il diritto, per informatica, per medicina. Arrivando fino a laboratori di ceramica o di marangon. All'edificio il Nocciatà al Cheusplasi. Si è attaccato anche un corso di lingua furlana col patrocinio della Società Filologica Furlana per sclarirsi le idee su se molte edulà che siano di metti a cens e piputis.
Per cui che si interessa di storia del Friul, segnalin anza due corsi dal professor Roberto Tirelli, che attacca in cun miarco il 24 di ottobre. Il prim di Kist si chiama Mus di par Furlan, un corso sulla così chiamata sapienza popolare, che non arriva a faviodi si mod che erano i rapporti fra l'uomo e la femmina, i ovins e i vezos, dal mondo contadino in Furlan. I team per i lavori in casa, in campagna, manodome, che sapeva in contala, affevelava in pardabon di ogni spied da vita e da morte ai paesi. Il secondo corso di Tirelli era il titolo Longobardia, Cormons e dintorni, con approfondimenti non dome sul ream Longobardo in Italia e sul Ducat di Formioli, ma più donze di no si studieranno insediamenti Longobards a Cormons e d'intorni. Per cui che più informazioni si può sgarfare sul sito www.uni3cormons.it. Rivenga agli appuntamenti per questa settimana. Allora, mercoledì ai 24 di ottobre da SIS sarà la presentazione del volume Indagine sulle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia, un volume di Emidio Susic, Adriana Janesic e Feliciano Medeot, editato dall'Istituto Sloven di Ricercis, da Società Filologica Furlana e da provincia di Gurisa. La presentazione si farà a Gurisa, dal Biel Palaz Petzenstein, in Piazza del Quar, venga stai Piazza de Amicis. Ioiba, ai 25 di ottobre, alle 5 mesi di sera, da Fondazione da Casa di Sparain di Gurisa, si presenterà il nuovo album di cartolini da collezione Michaud, via per visita per man da mostra Il tempo sospeso, con Simonetta di Brazzà e Elisa De Zan. Sempre la Fondazione Carigo, adunque la Onlus AFS Intercultura, mette a disposizione una borsa di studi per i giovani dei Cotuardi 17 anni per la fa un anno di studi dal Forest. Il band e altre informazioni si possono chattare sul sito www.intercultura.it. Un appuntamento politico invece avviene il 26 di ottobre all'Isvod di sera per presentazione del progetto di coalizione del Front Furlan per elezioni regionali dal 2013. L'appuntamento sarà lì dal Class Café di Gurisa in Cors Verdi. Si arantu segnalin Suns, il festival europeo da chanson in lingua minoritaria, dal Teatro Palamostre di Udine ai 2 di novembre all'Isnuf Sozera. La manifestazione è la tappa furlana dal Liet International, il grande evento musicale nasciuto in Frisia, che ogni anno a livello europeo premia i migliori gruppi e cantanti che adoperano una da tanti lingue di minoranza del nostro continente. Il Comune di Gurisa ha preveduto aiutare al monumento a Carlo Michelstetter, che si tratta dal Chaves di Via Rastello. Dal mese di giugno, qualche vandal aveva distaccato il ciapiel, dopo averlo ciappato a pidadis e a tonadis con un massol. Gli operari del comune sono arrivati a saldare il monumento, stante che il teppista che aveva fatto il dan, dopo aver giocato col toc, lo ha abbandonato poco lontano. Vinerstat, invece, è stata una bella giornata di festa per il sport di Gurisa, con l'inaugurazione del Palabigot. La struttura è la nuova casa sia da Ardita Isogas di Balatalsei e sia da Minerva Millennium di Volley. La serata ha veduto il spettacolo dal gruppo di cheerleader Diamante di Monfalcone. Dopo un momento paifros col mini volley, i saluti dei sorestans e per finire una sfida in Friuli Veci Glories dal basket di Udine e di Gurisa. Si aranti i nostri spazi, us vesen che Telemare ha provveduto a avviarsi un canale sul portale YouTube, dove che planca planca stinson tant duci nestis notiziari e che altre nestis produzioni. La direzione per la VOD è www.youtube.com/telemaretv. Per altre informazioni, se avete gusto di farnos qualche segnalazione, us disegna la nostra direzione email che è info@telemaretv.it. Anza parole si arringa al nostri notiziari in lingua furlana e un saluto con un mandi a tutti.